Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming e rieccoci qui su The Last of Us parte 2. Arriviamo a sti che Ellie era ritornata qui dopo una È successo imboscata qualcosa. Cerchiamo Isaac. e Prima stavamo per dovremmo andare pensare a da me. questo famoso Isaac. Adesso scopriremo chi è. Qui c'è un banco da lavoro. Ehi, amico. Abby, per una volta qualcuno ti ha salvato il culo. Io non ce l'avrei Sì, fatta. cioè, una volta. E visto che c'è il banco da lavoro, allora possiamo potenziare. Eccolo, questo, abbiamo questo e questo. Io direi di potenziare questo qui con la capacità. Ehi Abby, gran bel Adesso lavoro, complimenti. Grazie. Hai visto Isaac per caso? No, con questo casino mi nasconderei anch'io. Abby, vieni qui. Sì? So dell'imboscata. Dove sta? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda. Stanno superando il perimetro. Sai dov'è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. ma lo troviamo. Ok, Bene. per fortuna non è lisciato. Il gonfio regge. Aspetta, prima Puoi tornare a casa. parliamo. Ehi. Ciao, Whitney. Oh, ciao Abby. Come va? Sai che sta succedendo qui? Magari. So solo che stanno mandando uomini all'ospedale. Per le scorte. Emozionante. Sì, vero? Bello quel gioco. È difficile, però mi piace. E la musica è da paura. Ti lascio stare. Ci vediamo? Ma non è quella che abbiamo ucciso prima, quella lì, o sbaglio? Maledetti videogiochi. Maledetti videogiochi? Ah, non si può andare oltre. Vabbè. È grave, Doc? Calma. Senti, Ho visto di si fa peggio. male. Già. Può essere vero. Ok. Ehi, amico. Va meglio? Beh, grazie agli antidolorifici sì. Sì. Tieni duro. Come va la vita? Almeno ho ancora qualche dito. Te ne bastano 3, giusto? Accidenti. Lo so, è successo troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo? Ragazzi, Come stai, Mel? ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo, Non scappare. vi aspetterò qui. Non scappare. Buona buona. Tutto che va, Nora, ti sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Come sta, Mel? Davvero. Il bambino ha valori sopra la media, ma sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Uh, Dio. Sono Juan? nostri uomini. Sì, e ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a Mel. Chiaro? Nora, Non ancora. Vieni. Chi c'è in quel sacco?
È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pinciassiene, i coste puta. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece. Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io è... Beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere come sta Mel e... fatemi avere notizie. Certo. Ah, abbiamo fatto il giro adesso. Vabbè. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare Owen? Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Lo spero, cazzo. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Bella voce. Grazie. Sembra la mia. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, Ah, fenomeno. un'altra moneta. Prezzo per essere il migliore. Mi sa che le monete le trova vediamo. solo lei. A sto punto mi viene da pensare. Anche perché ha detto che fa collezione di monete, quindi... Come odio questo posto. Cazzo. C'è un odore schifoso. Dopo stamattina avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Quelli sono vivi, sono morti. Questo qua è vivo. Questo qua sembra... No, è vivo anche questo. Questo qui sta facendo addosso. Ehi, Abby, Dobbiamo salire. c'è Isaac dentro. Ah. Ne ha ancora per molto? Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Signore, ci sono Abby e Manny. Non deve addormentarsi. Signor sì. Saliamo. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite. Solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena? Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste schermaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua.
Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro o loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene? Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui, andremo in fondo No. alla... Dicevi che manca un po' alla No. tempesta. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto? Cosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui, coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dov'è diretto. Parco acquatico. Smetti. Giuro che ti uccido. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Ah. Avanti. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli 2 passi dalla meta. Sì. Sì, contava arrivare su, quindi... Ah. Ti spiego come faremo. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera? No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio.
Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen! Ti ho sempre amata. Owen! È un bel volo, niente da dire. Abby! Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Se non è amore Ho questo. trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Owen, dobbiamo tornare. Sì, prima devi vedere una cosa. Owen, Cosa credi? Che cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare? forse. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa cosa. Si può attaccarsi lì? Bah. No. Non si può. E allora si va per di là. Hai un bel respiro? Wow. E questo cos'è? Non lo so. Andiamo avanti. Sì, cazzo. Pazzesco. Deve essere uno di quegli zoo, ma per i pesci. Piantala. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista con i miei occhi. Ehi, dammi una mano. Sì. Vai! Vieni. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Cosa sei? Un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio ululato. Sei un cretino. La barca era parte dello spettacolo. No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di molo. Controlliamo? Oh, giusto per guardare che non ci sia qualcosa, ma... Cazzo, quanta ruggine. Forse è da buttare.
Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Mm. Ok, basta con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo. Andiamo. Fa strada. Ce la fai a passare da lì? Dammi una mano. Sì. Vieni. Ok. È un pochino più la porta dall'altra parte. Che cazzo? Guardati. Ieri ho sollevato 83 kg. Ok. Allora diamo un'occhiata veloce in giro e poi... Torniamo indietro. Santo cielo. Wow. Che roba pazzesca. Quanto è spesso questo vetro? Una vasca nel pavimento. Riesci a immaginarlo pieno di gente? Con i bambini che corrono, le risate. È un altro mondo, eh? Tasto triangolo. Gira. Levetta destra. Muovi visuale. Tasto C. Miglior viaggio di sempre. Miglior viaggio di sempre, Dio il nobiliato di Penny 2013. Penny deve essere quella in mezzo, presumo. Levetta destra. Rivendico questo posto. È mio. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, Grazie. non direi. Prima vediamo se te lo meriti. Sei un cretino. Cominciamo bene. E adesso cosa facciamo? Dobbiamo tornare qui con gli altri. Giusto, anche loro devono infrangere le regole. Perché? Non ne vale la pena. Prima vediamo quanti problemi ci aspettano al ritorno. Ah, ti piace. Zitto. Allora, mi sono guadagnato un Owen, avevi ragione. Grazie di avermi portato in questo posto magnifico. Oddio. Questo è il nostro capitano. Merda. Allora, papà, Max deve andarsene da qui.
Non può pensare alla vita chiusa in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere, vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome, questo mondo spietato. Ma sta a noi cambiarlo, solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno, in quel caso spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. Infatti l'ha trovato nella sua poltrona del cazzo. Gesù. Beh, se non altro abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle Iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Eravamo ingenui, ma non fanatici. Facevamo saltare gli avamposti. Il rispetto per un padre è sempre un Non è motivo lo di stesso. onore, Era per dire... ma il tuo Non cerca dire di queste cazzate controllarti. allo stadio, ok? Ok. Vuole farti sentire un bambino perché ha troppa paura di comportarsi da uomo. Meriti di vivere in una comunità che Secondo te possa che ore sono? incoraggiare Non lo so. uno spirito forte Andiamo come là. te. E questo vale a maggior ragione per Max. È così incompressionabile, se tiene tuo fratello portalo via lì, prima che diventi un debole come tuo padre. Tra 5 giorni ripasseremo davanti al vostro acquario. Se volete unirvi a noi, accendete una torcia sul molo e aspettateci a riva, che lei possa guidarvi. Adesso abbiamo anche le chiavi anche del resto in teoria. Dice che è la famiglia della barca? Penso di sì. Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Questa? No. Allora... Trovata. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Effetto ma... Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen, L'ultima volta. Promesso. l'ultima volta. Solo... non guardare giù. Vai e basta. Sei brava. Ehi, guarda questi. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'hai incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Wow. Vieni, entra. Grazie. Wow. Sì.
Hai visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Il... Vado troppo veloce. No. È per questo? È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo. Sì. Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste, ma... Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu. Io resto ancora un po' qui con le foche. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. E se Owen non fosse lì? Fidati. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. Perché non torni indietro? No. Non sappiamo cos'è successo. Devo trovarlo. Intendo, si è ucciso Dan. Fanculo dentro. Opzioni. Signori, io... Tasto 15. Seleziona. Tasto cerchio. Indietro. Io mi fermo qui. È già il quinto video che registro oggi, sono un po' stanchino sinceramente. Va bene dai, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, mi ricordo sempre di iscrivervi, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, Sale il canale. Grazie ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio da Joker Gaming.